E benvenuti alla prima puntata di Intenzioni pericolose, delitti e omicidi in Calabria. Io sono Massimiliano. E io Alessandro. Intenzioni pericolose nasce dall'idea di approfondire i fatti di cronaca più cruenti ed eclatanti che si sono consumati in Calabria, dove il giornalismo investigativo si fonde con la criminologia. Il nostro intento, la nostra intenzione, non è dunque quella di spettacolarizzare la tragedia, quanto invece di accendere una luce su quei punti oscuri dove purtroppo questa luce si è spenta troppo presto. E faremo un viaggio nel tempo e cercheremo di ricostruire, con il contributo di esperti del settore, il delitto e tutto ciò che ruota intorno ad esso, da un punto di vista psicologico, giuridico, sociale e anche mediatico. E cercheremo di valutare insieme ai nostri ospiti proprio ciò che richiama il titolo della nostra trasmissione, ovvero l'intenzione. Oggi affronteremo il caso di femminicidio di Fabiana Luzzi, la giovane studentessa sedicenne di Corigliano Calabro in provincia di Cosenza, uccisa per mano del suo fidanzato Davide Morrone, all'epoca dei fatti anche lui minorenne, aveva 17 anni. Era il 24 maggio del 2013, 24 coltellate inferte con una ferocia inaudita sul corpo di Fabiana, ma che non la uccidono. Davide la lascia a terra agonizzante per poi scappare e ritornare in un secondo momento. Fabiana, nonostante le ferite, tenta di rialzarsi e fuggire, ma non ci riesce. Davide la raggiunge, la cosparge di benzina e le dà fuoco. Gli inquirenti chiudono subito il cerchio, gli indizi puntano diritto a lui. L'omicida di Fabiana Luzzi ha un nome e cognome, Davide Morrone, come dicevamo prima, all'epoca dei fatti ancora 17enne. E a seguito della denuncia dei genitori di Fabiana che non vedono ritornare la figlia dopo la scuola, scattano le ricerche, verranno sentiti. Saranno interrogati i compagni di classe di Fabiana che dicono di averla vista per l'ultima volta insieme al fidanzato a bordo di uno scooter. I due, si saprà attraverso una ricostruzione, che avevano raggiunto un vecchio casolare di Corigliano Calabro. Lui tenta un approccio, lei cerca di ribellarsi e da qui che si scatena la furia omicida. La sera stessa del 24 maggio Davide Morrone viene tratto in arresto dai carabinieri di Corigliano Calabro. In primo grado il Tribunale dei minori di Catanzaro lo condanna a 22 anni di reclusione. La pena verrà ridotta in appello a 18 anni, cosa che verrà anche confermata dalla Suprema Corte. Durante il periodo di reclusione Davide tenta più volte il suicidio. E ora il servizio che ripercorre la cronaca di quel giorno. Fabiana Luzzi aveva appena 16 anni quando fu uccisa e bruciata dal fidanzato Davide. L'efferato delitto avvenne a Corigliano il 24 maggio del 2013. All'epoca il suo assassino aveva appena 17 anni. Fabiana fu prima accoltellata e poi cosparsa di benzina. Era ancora viva quando l'assassino le diede fuoco. Una morte atroce, un episodio raccapricciante che suscitò rabbia e sgomento. L'autore dell'omicidio è stato condannato nel marzo del 2016 in Cassazione a 18 anni e 7 mesi di reclusione. Una pena ridicola per il papà della sedicenne Mario Luzzi, che ancora oggi si sente abbandonato dallo Stato, già perché l'assassino della figlia avrebbe ottenuto dei permessi premio, e così Mario Luzzi si è rivolto al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In una lettera esprime dolore e amarezza per quanto accaduto dopo la morte della sua Fabiana. L'assassino non solo è stato condannato ad una pena ridicola, scrive, rispetto alla gravità di quello che ha fatto, ma quest'anno già 3 volte ha ottenuto licenze premio. Uno shock per la famiglia Luzzi. È stato necessario recarci in ospedale, scrive ancora il papà di Fabiana, per il forte trauma subito, sapendo di poter ritrovare l'assassino di nostra figlia nel nostro paese dopo appena 3 anni dalla sentenza. Tutto questo, aggiunge Mario Luzzi, mette in discussione il significato della parola giustizia. Ci sentiamo distrutti e abbandonati, conclude, da uno Stato che non ci tutela. Ecco, avete sentito bene, ci sentiamo abbandonati da uno Stato che non ci tutela. Sono le parole ferme e dure del papà di Fabiana Luzzi, il signor Mario Luzzi, che purtroppo appena sentita e appresa la notizia delle licenze premio di cui ha goduto il carnefice di sua figlia Davide Morrone, ha appunto espresso il forte disappunto nei confronti di quella sentenza che appunto riguarda proprio il
trattamento di favore riservato ad un assassino. E il papà di Fabiana Luzzi non ci sta. È con noi in collegamento telefonico che tra poco lo raggiungeremo. Noi intanto andiamo avanti presentando anche la nostra ospite che abbiamo qui con noi oggi. Abbiamo quindi in collegamento telefonico il papà di Fabiana, il signor Mario Luzzi, che ringraziamo per la disponibilità, per la gentilezza e la sensibilità e soprattutto il coraggio dimostrato. Signor Luzzi, ci sente? Vi sento poco, mi sento male. Sì, il collegamento telefonico, sì, ok, noi la sentiamo bene. Signor dica. Luzzi, abbiamo ripercorso quel giorno tragico che ha colpito la sua famiglia, ma una regione intera e anche l'Italia per l'efferatezza del delitto. Signor Luzzi, che risposta ha avuto da parte dello Stato? Per quanto mi riguarda, le risposte dello Stato sono state nulle, principalmente perché non è cambiato nulla da 8 anni, da quando è successo purtroppo quell'efferato e terribile, innominabile omicidio di mia figlia. In quanto più volte mi sono espresso verso chi sta governando l'Italia per poter cambiare le leggi a favore delle vittime, a favore della popolazione italiana, a favore delle donne, a favore delle mamme, a favore delle mogli. Però purtroppo ad oggi io vedo che continuano a succedere con una celerità impressionante. Quindi di conseguenza tutti noi possiamo affermare e confermare che lo Stato non sta facendo assolutamente niente per quanto riguarda la salvaguardia della vita della donna. Signor Luzzi, scusi, lei parlava del fatto, stavamo parlando delle licenze premio, no? Di cui ha potuto godere il carnefice di sua figlia, ma dopo l'attivazione dell'ispettorato da parte del Ministero ha avuto altre notizie? Non abbiamo avuto assolutamente nessuna risposta, ma la cosa scandalosa per me e per tutti è che gli assassini hanno i diritti, hanno lo sconto di pena, ma che cosa hanno fatto di buono per avere diritti e sconto di pena? A mio avviso, come ho sempre detto e ribadisco ancora, questi sono individui innominabili che andrebbero presi, portati in un'isola dove ci sono anche i serpenti e lasciati là, in modo che si fa svuota carceri e si rende onore alle vittime. Non si fa giustizia, perché non è questa che si fa la giustizia è che ognuno rispetti il fondamento della vita, che è universale, e non che loro che uccidono hanno i diritti mentre le vittime non hanno i diritti. Noi non abbiamo nessun diritto, noi veniamo flagellati giorno e notte per la mancanza e la perdita di una figlia di 16 anni, mentre lui gode di diritti che lo Stato gli dà continuamente, e tra poco lo vedremo anche fuori a godersi la sua vita. Io vorrei capire in che nazione, che tipo di leggi siamo sottoposti, quale garanzia c'è verso la vita e verso le donne che ci trasmettono la vita. Ci pare chiaro il concetto, signor Luzzi, che avendo avuto comunque queste licenze premio, il punto è, va bene di educare, di abilitare chi sta in carcere, ma allo stesso tempo chi tutela... No, non sono d'accordo, mi scusi se l'ho interrotto, non sono d'accordo che va bene che vanno rieducati. Vanno educati in famiglia quando sono piccoli, perché sennò sono complici i genitori. Non che vanno rieducati, dopo tutti si possono rieducare, non devono proprio succedere. Stavo dicendo, signor Luzzi... Non si possono distruggere le famiglie e la vita di una persona che ha tutta la vita davanti. Stavo dicendo che comunque l'obiettivo della legge purtroppo è questo, io stavo più che altro sottolineando, non era un mio punto di vista. È sbagliatissimo, perché la legge deve tutelare la vita quando ce l'abbiamo, non quando poi l'abbiamo persa. Ho capito. Ecco perché lei pensa, signor Luzzi, che la legge va modificata e adeguata ai tempi, giusto? Assolutamente, assolutamente. Io in prima persona ne ho parlato con buona fede a quattro occhi e ho ribadito continuamente questo fatto, che le leggi vanno modificate, andavano bene 50 anni fa, 60 anni fa, oggi non vanno più bene, perché se ne fanno beffe delle leggi, tanto fra 10 anni esco e mi rifaccio la mia vita, intanto che ho ammazzato. Il fondamento invece dell'umanità è quello che si deve costruire sulla vita, e chiunque ha delle defiance per poter commettere un qualcosa di irreparabile va immediatamente
soccorso prima e non dopo, va aiutato prima e non dopo, va educato prima e non dopo. Dopo ha commesso qualcosa che non si può più riparare, si condanna all'ergastolo, noi siamo gli ergastolani. La famiglia di Fabiana è chiusa ergastolo vita naturale durante, perché non abbiamo pace né di notte né di giorno. Abbiamo perso una figlia di 16 anni, lui l'ha deciso in un attimo e lo Stato invece gli dà le libertà, gli dà le sconti di pena, gli dà i diritti a poter rifarsi una vita e a poter studiare, a poter ricevere i contributi, la pensione e tutto quanto. Ma che razza di Stato è uno Stato che ti governa in queste condizioni? Ho capito. Io però come imprenditore devo continuare a pagare le tasse precisi come lo Stato mi comanda. C'è proprio un'incongruenza. Certo, è stato abbastanza è chiaro. l'opposto di quello che dovrebbe essere. È stato abbastanza chiaro, signor Luzzi, e davvero noi la ringraziamo per la sua testimonianza, ferma, lo abbiamo detto, insomma, chiara e netta. Vuole aggiungere qualche altra cosa a riguardo? Io intanto aggiungo che lei mi deve scusare se ho alzato perché assolutamente, la rabbia e il non si dolore preoccupi. mi distruggono continuamente e come lo dicevo anche altre volte per telefono, a noi questo purtroppo ci porterà alla tomba, perché non riusciamo nel modo più assoluto, come tutti i genitori nelle nostre condizioni, purtroppo non riescono a vedere uno spiraglio di luce davanti agli occhi, perché c'è solo la morte e il dolore dentro di noi. Quello che devo dire è supplicare da padre, da uomo, da donna, da marito, lo Stato italiano a cambiarle le leggi, a cambiarle, non essere benevoli nei confronti di chi delinque, di chi uccide, perché non hanno niente di farsi voler bene, sono solo da condannare. Ho capito. Sono da aiutare prima e non dopo. Dopo è successo l'irreparabile, non si può riparare più. Se i giudici e gli avvocati hanno l'autorità e la possibilità di tirarli fuori per mandarli a casa, questo è immorale, perché la prima cosa che dovrebbero riportare a casa o le prime persone sono le vittime. Siccome non è nel loro potere riportarci a casa le nostre vittime, per moralità e per principio e per rispetto del fondamento della vita non devono portare a casa, non devono dare la libertà ai mostri che ammazzano. Va bene. Grazie, signor... Queste sono le mie parole chiare e tonde. Grazie davvero del suo intervento, signor Luzzi, e complimenti anche per il coraggio che dimostra quotidianamente ad affrontare una battaglia che per lei dura già da troppo tempo. Noi la ringraziamo e la salutiamo. Grazie a lei di aver chiamato, grazie. E abbiamo in collegamento anche via Skype la professoressa, psicologa, psicoterapeuta Maria Rita Parsi, che è anche consulente della Commissione parlamentare per l'infanzia dal 2002 e anche presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, già membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo. Con la professoressa Maria Rita Parsi noi oggi affronteremo la personalità di Davide Morrone, che è riuscito ad amare, avete sentito e avete visto prima nel servizio, prima ad amare Fabiana e poi ad ucciderla, fino ad organizzare la sua completa eliminazione. Fabiana era descritta dai più come una ragazza solare, dolce, che aveva comunque una grande passione, che era quella per la danza. Aveva anche un rapporto speciale con papà Mario, avete sentito le parole, con mamma Rosa e anche con le 3 sorelle. Fu forse proprio questo calore familiare ad attirare l'attenzione di quel ragazzino che invece aveva vissuto una vita tutt'altra cosa, molto differente rispetto a quella di Fabiana, la separazione dei genitori e anche un'adolescenza sicuramente non certo facile. Ecco, professoressa Parsi, può essere il fatto, inconsciamente Davide avvicinatosi alla famiglia Luzzi proprio perché non aveva trovato nella sua quello che invece ha trovato in Fabiana, nei genitori di Fabiana? Certamente possiamo partire da questa valutazione. C'è però anche da dire qualcosa di importante, nel senso che sentirsi accolto, accettato, avere un punto di riferimento familiare come quello che aveva Fabiana, che era amoroso, che era attento, ho sentito le parole del padre, che erano veramente importanti, al di là del suo dolore profondissimo, quello della madre, delle sorelle, c'è anche un discorso che lui ha fatto e che secondo me va al di là del discorso di punire i colpevoli, eccetera, perché comunque
ogni delitto che non preveda un adeguato castigo lascia proprio chi lo ha fatto nelle condizioni di non comprendere la gravità. Quindi va affrontato quel castigo in una maniera che permetta alla persona di capire la gravità di quello che è avvenuto, quello che è successo dentro di lui, altrimenti è semplicemente un gioco di rimando a, come dire, poi uscirò, poi farò, poi mi recupererò, ma senza aver capito la gravità. E io credo che questo ragazzo, se fa una serie di passaggi all'interno dell'istituzione carceraria che gli permettono di comprendere perché è arrivato a fare questo, che è poi il nodo della domanda che mi avete fatto, avrà un cambiamento profondo e potrà essere una persona realmente, diciamo, che può tornare realmente ad essere una persona socialmente accettabile a livello proprio umano, perché la cosa è inumana e certamente lui ha vissuto anche la fantasia di poter avere una famiglia come quella e la frustrazione profonda di non avercela avuta, perché ha detto bene il papà di Fabiana, prima il discorso non è all'atto quando avvengono delitti, orrori, massacri, violenze, stupri, ma è prima, è prevenire. E questo è compito, scusate, non solo delle famiglie, perché tante famiglie non lo fanno e non possono farlo, non sono in grado di farlo perché i genitori provengono da situazioni familiari a loro volta drammatiche, difficili, contraddittorie, disfunzionali. Spetta alla società e spetta passando per la scuola, è lì che si deve fare prevenzione. Non mi risulta che nelle 38.000 e passa scuole italiane ci sia un'equipe medico, psico, socio-pedagogica attenta a prevenire tutto quello che sicuramente i bambini, a partire dal nido e nei primi fondamentali anni della vita, che vanno la tappa dei 3 è fondamentale, la tappa degli 8 è fondamentale, la tappa dei 12 è fondamentale e tutto questo non viene fatto in senso di prevenzione, perché è lì, nella scuola, che i bambini, le famiglie, gli insegnanti, le realtà del territorio si possono incontrare per fare prevenzione a situazioni di questo genere. Se questo ragazzo è arrivato a fare, ai danni di una famiglia piena d'amore, un danno così grave, era proprio per una sorta di profonda Quindi, invidia, quindi di esclusione sì, da quindi questo professoressa contesto. diciamo che quello che emerge è il disagio sociale e psicologico del giovane ragazzo, un disagio, ricordiamolo anche, purtroppo non intercettato da nessuno nonostante Ecco, in ecco. città fosse abbastanza conosciuto. Ricordiamo anche che Davide purtroppo è stato da piccolo testimone di una violenza nei confronti della mamma. Professoressa, si passa quindi da una anaffettività dei sentimenti con il ragazzo che non prova e non fa alcun cenno a nessun pianto durante le fasi processuali, per poi passare invece ad un gesto estremo così come quello del suicidio. Cosa succede, professoressa? Succede che quando si è piccini e si assistono a delle terribili violenze, come si assorbe il clima, la situazione, si assorbe la paura dell'aguzzino che infierisce sulla vittima, si assorbe l'impotenza della vittima di fronte all'aguzzino, si assorbono tutte le situazioni che ci sono intorno, ma senza avere una guida autorevole, perché quando la famiglia è è il microcosmo familiare dove tu apprendi i comportamenti, educhi, passi dagli impulsi alle emozioni, fai una serie di passaggi e ti educhi al rapporto con gli altri. Se questo ragazzo si è chiuso incredibilmente in sé, conservando queste immagini di distruttività, e poi però nel momento dell'approccio sentimentale, quando evidentemente si è sentito rifiutato o è stato geloso della ragazza perché si erano lasciati, perché si erano allontanati, e ha reagito in quel modo ad un rifiuto che lei gli ha fatto, non voleva entrare di nuovo in relazione. Quindi lui l'ha sentito come un rifiuto che si è trasformato probabilmente nel desiderio di cancellare, perché non l'ha soltanto aggredita, e poi voglio dire, uno non va a un incontro portandosi un coltello. E non solo, non va a un incontro per poi tornare addirittura dopo aver accoltellato a prendere addirittura della benzina per poi dare fuoco al corpo, per cancellare bruciando. Lui ha espresso tutte le fiamme che aveva dentro, tutta la rabbia, tutto l'odio, ma lo ha fatto da spettatore, bambino, di un'aggressione ad una donna che poi alla fine ha reiterato.
cioè ha pensato di poter fare quella scelta di fronte a un rifiuto. Quindi aveva introiettato sia la paura della vittima che la violenza dell'aguzzino. Alla fine ha scelto l'aguzzino. Se non viene rieducato profondamente a quello che è successo dentro di lui, io credo che possibilità nella sua vita di comunque accettare la gravità di quello che ha fatto, perché per lui il fatto di tentare il suicidio era una maniera anche di arrivare in contatto col bisogno di punirsi, ce l'ha il bisogno di punirsi, tant'è vero che tenta il suicidio, tant'è vero che cerca di farsi fuori. E quindi questo problema è un problema molto grave per lui, per chi deve prendersene cura, per i genitori, e qui ha ragione il papà di Fabiana, i genitori sono persone che devono prendere da quello che è successo al loro figlio una consapevolezza dei danni che il loro modo di educarlo o di manifestare le proprie emozioni, i propri sentimenti. Professoressa, scusi se la interrompo, ma ci pare di capire che in questo caso l'elemento che viene, anzi il sentimento che si codifica è quello dell'odio, che per menti fragili come può essere quella di Davide porta ad epiloghi così estremi, così cruenti, che è quello di uccidere. Ma si uccide per amore o per mal d'amore? Quale delle due espressioni può essere quella giusta? Oppure entrambe le espressioni sono inappropriate, non sono giuste, sono sbagliate? Bravo, proprio inappropriata. E qui di amore proprio non si parla, perché questo ragazzo l'amore non l'ha conosciuto, ha conosciuto il conflitto. Tutta la sua parte, noi siamo un laboratorio neurochimico che produce anima, e tutte le cose che avvengono da 0 a 3 anni, dal grembo della madre, dice l'epigenetica, quindi la madre ti passa tutta la serie di emozioni, di condizioni che vive, te le passa neurochimicamente, quindi quando nasci tu c'hai già un patrimonio di meccanismi che poi verranno messi in atto dal punto di vista proprio neurochimico. E questa creatura evidentemente è stata cresciuta nell'odio, ha tentato probabilmente attraverso l'amore di avere una via di uscita a questo odio che ha portato dentro di sé per tanto tempo. Non si può parlare di amore, qui si parla semmai di, vogliamo chiamarlo amore dannoso. Io ho fatto a suo tempo un libro proprio intitolato Amore dannoso, dove c'erano tutte le esperienze di chiamate amore, ma che erano nient'altro che una reiterazione del danno che si era patito e che si è restituito alle persone. Quindi non parliamo di amore, parliamo di danni. Professoressa, I danni diventano odio. sì, professoressa, quindi diciamo ci pare di capire, di parlare, qui emerge il concetto di analfabetismo dei sentimenti, di cui poi tra l'altro parla anche nel suo libro Umberto Galimberti, ovvero inteso come incapacità da parte delle giovani generazioni soprattutto di decodificare e decifrare i propri sentimenti e le proprie emozioni. E di questo ne parla anche, se non erro, lo psicoanalista Di Giulio con Il nemico interno. Lei cosa ne pensa, professoressa? Penso che anzitutto condivido in pieno quello che dice il grande maestro Galimberti, così come il grande maestro Fabrizio Di Giulio. Non a caso Galimberti in Italia ha fatto un dizionario, un'enciclopedia di psicologia che consente di capire cos'è la scienza della comunicazione e del comportamento. Attenzione, scienza della comunicazione e del comportamento che viene relegata solo al meccanismo delle patologie. I matti vanno dallo psicoterapeuta, dallo psicologo, eccetera. Di solito non solo i famosi matti, la parola già di per sé è volgare proprio com'è, ma comunque ci vanno di solito le persone che hanno subito tanti traumi da altri, che vanno lì per cercare una soluzione e una strada. Ed educare i sentimenti, educarsi al sentimento, ai sentimenti, è qualcosa che deve venire da delle guide autorevoli. Se tu non ce le hai, queste guide autorevoli, che già lavorano sui propri sentimenti, che già hanno una formazione e un'educazione, non è detto che uno debba prendersi una laurea in psicologia, ma che abbia almeno la sensibilità, quando capisce di non potercela fare, di trovare degli alleati, di capire delle situazioni, di curarsi personalmente. Grazie professoressa, anche perché il tempo stringe, siamo arrivati proprio alla photo finish. Grazie davvero per il suo preziosissimo contributo e grazie a chi ci ha seguito questa sera. Grazie a voi.